La Confcommercio di Agrigento, anche a livello regionale, sembra attenta alle problematiche del credito in un momento sicuramente difficile per le aziende non solo agrigentine ma anche siciliane. Oggi presenta in una convenzione con l'Unicredit, una convenzione che ha la particolarità che è rivolta anche a chi non possiede garanzie reali. Ecco, cosa deve fare un artigiano, un commerciante, un piccolo imprenditore per potervi accedere? Sì, oggi stipuliamo materialmente la convenzione appunto con Unicredit proprio sul nuovo microcredito, dove naturalmente c'è la possibilità tramite un partner di Unicredit, oggi sottoscriviamo l'accordo, quindi diventiamo ufficialmente partner di questo grossissimo istituto bancario, e materialmente venendo nella nostra associazione potremo cominciare a fare delle pratiche che naturalmente sono dedicate a quelle piccole strutture, a quelle piccole imprese che hanno una necessità di liquidità immediata, naturalmente a tassi agevolati, ma anche e soprattutto con una pratica agevolata. Si possono richiedere fino a 25.000 euro, si possono indirizzare, quindi i progetti possono essere fatti per l'acquisto di beni e servizi o il pagamento di stipendi dei propri dipendenti o addirittura anche per la formazione. Quindi un accordo importante, sottoscriviamo con grandissimo piacere, perché possiamo dare contestualmente una grande mano a tutte quelle piccole imprese oggi in difficoltà, soprattutto in un territorio molto indietro. Quindi non occorrono garanzie reali? Le garanzie ci sono, però sono delle garanzie assolutamente minime e che soprattutto insomma, possono essere anche bypassate a seconda appunto della tipologia dei clienti. Faremo noi direttamente in sede le nostre valutazioni saranno poi prese da Unicredit in carico e nel giro di circa 60 giorni dovrebbe esserci appunto il finanziamento già pronto. Oggi un'interessante iniziativa con Confcommercio, lanciato il nuovo microcredito Unicredit. Ecco, quali sono le caratteristiche perché un imprenditore, un artigiano vi si può accedere? L'accesso al credito è sempre un tema molto caldo qua in Sicilia, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese, dette microimprese. Lo strumento che abbiamo individuato e l'accordo che facciamo oggi con Confcommercio Agrigento, come con altre associazioni di categoria, è quello di dare uno strumento appunto di microcredito fino a 25.000 euro, però garantito dal Fondo Centrale di Garanzia e dal Fondo Europeo degli Investimenti con cui abbiamo stipulato un accordo, che consente quindi di allargare la platea di possibili aziende che possono accedere al credito, ma soprattutto selezionate da un partner, in questo caso Confcommercio Agrigento, che ci seleziona le migliori idee imprenditoriali, quindi ci dà una sorta di garanzia morale sulla validità del progetto imprenditoriale dell'imprenditore. Quindi noi pensiamo che sia una bella sinergia che faremo oggi con Confcommercio Agrigento per assistere le imprese sul territorio. Sono delle finalità specifiche cui l'azienda deve destinare il prestito? No, sono chiaramente per realizzare un'idea imprenditoriale è destinato sia ai giovani, quindi alle nuove imprese, alle cosiddette start-up, sia anche a imprese già esistenti che hanno necessità di fare delle piccole ristrutturazioni, devono acquistare materiali, anche assumere una nuova persona, quindi non c'è una finalità diretta, è legata alla crescita dell'impresa stessa. Siete restituibile in quanti anni? 5 anni. Tasso agevolato? Chiaramente il tasso, essendo proprio, è nato nell'ambito di un progetto chiamato Social Impact Bank, quindi vogliamo dare a chi ha difficoltà di accesso al credito, ma soprattutto un tasso calmierato, quindi c'è un tasso oltre cui non si può andare, in funzione chiaramente dei rating. Voi conoscete bene quali sono i meccanismi. Il progetto deve essere presentato tramite Confcommercio? Sì, si può fare anche diciamo, in via volontaria. Chiaramente hanno un percorso privilegiato perché in questo caso Confcommercio fa uno screening iniziale, quindi valuta la validità imprenditoriale, poi noi facciamo la banca e quindi diciamo, c'è un iter chiaramente accelerato.